Bando da 61.000 euro per sostenere gli apicoltori nell'acquisto di attrezzature. La Regione cerca nuove misure anche per continuare il progetto contro la vespa velutina. Rinnovati a Chiavari il confuoco, al centro gli auguri satirici al sindaco, la situazione nei parcheggi, vigili e depuratore. Premiata la Lega Navale per i suoi 110 anni di presenza in città. Tariffe: Santa Margherita Ligure riduce l'imposta sui rifiuti, il bilancio invece causa mareggiata sarà chiuso a gennaio. Nel 2019 nuove assunzioni in Fincantieri, arriva Trigoso, previste ricadute positive per la meccanica visto l'aumento di commesse a livello nazionale. Bilancio di previsione 2019 per Chiavari, cresce del 3% la tassa sui rifiuti mentre scende l'addizionale IRPEF, previste opere pubbliche per 14 milioni grazie allo sblocco del patto di stabilità. Via libera al rifacimento delle palestrine di via Gastaldi a Chiavari, 570.000 euro la spesa prevista e inizio lavori alla fine della stagione sportiva. Augurare vuol dire desiderare il bene. Il Vescovo ha espresso questo auspicio per i fedeli della diocesi, incentivandoli a coltivare i rapporti di amicizia, solidarietà e aiuto reciprochi. Rapallo vara le pratiche urbanistiche di San Michele di Pagana e degli alberghetti, cambio di destinazione d'uso degli immobili al centro di annose polemiche. 2 le sezioni previste per la succursale del linguistico da Vigo a Chiavari. Nei locali dell'Artigianelli saranno attive una classe con inglese, francese e tedesco e una con inglese, spagnolo e russo. Inaugurata la passerella di San Giuseppe a Carasco. Dopo oltre 5 anni dal crollo della vecchia struttura, di nuovo collegate Rivarola e Graveglia. A tagliare il nastro la centenaria Lina Panesi. Il progetto per gli impianti di innevamento artificiale in Consiglio Comunale a Santo Stefano d'Aveto. Attivato a Lavagna il nuovo servizio di raccolta degli oli alimentari esausti, 5 le postazioni attive nei diversi quartieri della città. Inaugurato il campo Gallotti a Rapallo, l'impianto è omologato per i settori giovanile, scolastico e terza categoria. Noi qui, il brano inedito del trio Castelli, Martinelli e Costa, eseguito al Teatro Sociale di Camogli. Applausi a scena aperta e successo di pubblico per la serata a sostegno del CAMT. Terzo settore, il percorso di riforma non è ancora completo. L'auspicio è che si accelerino i tempi per la sua attuazione nel corso del 2019, il tema affrontato a Genova. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, parliamo del progetto di Regione Liguria per sostenere gli apicoltori, è stato infatti pubblicato un bando per ottenere risorse. E poi a Chiavari si è rinnovato il confuoco con gli auguri satirici al sindaco da parte di Rebello e Rebelluna. Vediamo i servizi. La Regione sostiene l'apicoltura, un settore importante per l'entroterra ligure, però in difficoltà. Il bando da 61.000 euro consentirà l'acquisto di attrezzature come smielatori e maturatori del miele, presidi sanitari, api regine e sciami. Potranno presentare domanda gli apicoltori singoli, gli imprenditori del settore, professionisti, privati o associati in cooperative iscritti all'Anagrafe Apistica Nazionale, ma anche le associazioni di apicoltori, costituite con atto pubblico, con sede in Liguria, con un numero preciso di soci e alveari denunciati e con un'attività svolta su almeno 3 province. Ciascun beneficiario, individuato da un centro di assistenza nell'agricoltura, potrà presentare una sola domanda. L'importo minimo complessivo di contributo richiesto non potrà essere inferiore a 300 euro. Le domande dovranno essere indirizzate al settore politiche agricole e pesca della Regione entro il 25 febbraio. Un altro elemento d'attenzione riguarda la lotta alla vespa velutina. A luglio 2019 terminerà il progetto finanziato dall'Europa che negli ultimi 3 anni ha fortemente limitato in Liguria l'espansione del calabrone asiatico, pericoloso predatore delle api. Ma senza più fondi come si potrà continuare a combattere il fenomeno? Stiamo avviando degli ulteriori corsi perché bisogna dire che ci siamo avvalsi della collaborazione dei ragazzi della protezione civile, delle squadre di protezione civile dell'Imperiese
che sono stati formati, vestiti con gli indumenti necessari, quindi con i DPI, e stanno combattendo questo fenomeno. Quindi faremo degli altri corsi, cercheremo anche di dare l'attrezzatura del caso, alcune divise sono state acquistate attraverso questo progetto, e vorrei attivare una misura del PSR, credo adesso una misura 5, per provare a intervenire anche economicamente in modo sostanziale, però spero in una sensibilità del governo, perché questo è un fenomeno che deve essere neutralizzato in quest'area. Anche quest'anno si è rinnovata la cerimonia del confuoco. Sì, mi sembra che è andato bene, nonostante la pioggia, dunque c'è da essere soddisfatti. L'associazione quest'anno ha dato un riconoscimento alla Lega Navale di Chiavari. Sì, è stato meritevole, perché 110 anni, Chiavari ha questo orgoglio di avere delle società vecchie, e questa 110 anni. Abbiamo scoperto il primo presidente, un grande sindaco, Nicola Ratta, e dunque era una cosa doverosa. Qui abbiamo Rebello in una versione disimpegnata, diciamo. Sì, diciamo che ormai ho finito il mio lavoro, il sindaco mi sta abbracciando, quindi vuol dire che anche per quest'anno in galera non ci vado. Quali sono stati i punti salienti un po' dell'anno trascorso qua a Chiavari? Beh, abbiamo toccato un po', diciamo così, qualche mancanza di presenza da parte degli uomini in divisa, abbiamo toccato gli argini dell'Entella, abbiamo toccato i nuovi parcometri che fanno tutto tranne che i biglietti, abbiamo toccato insomma tutte queste cose qua, però diciamo sempre in maniera scherzosa, però insomma come diceva quel vecchio detto, Pietrin, che non è il fotografo, scherzando diceva la verità. Sindaco, di tutti gli auguri che riceverà in questo periodo sicuramente questi sono quelli più originali. Sono quelli più originali, quelli che fanno parte della nostra tradizione e che vengono sempre fatti in tono scherzoso, e quindi sono ben accetti, non sono mai offensivi. Per questo è merito del Rebello e della Rebellona, che sono quasi dei professionisti, sono molto bravi. E anche con grande piacere che ho visto il riconoscimento alla Lega Navale, ho visto il Gozzo, ricordo a tutti che io su quel Gozzo ho remato 5 anni, dal 97 al 2002, e ho vinto l'unico palio remiero che ha vinto Chiavari. E tornerò indegnamente quest'anno a fare il palio dei sestieri, quello storico, in maniera indegna. La politica amministrativa. Nella giornata di martedì andiamo a Santa Margherita Ligure. Il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche alla Tari, l'imposta sui rifiuti, tariffa che viene ridotta. Intanto slitta invece l'approvazione del bilancio a causa dei danni provocati dalla mareggiata. Vediamo. Al lavoro per riscrivere un bilancio che la mareggiata ha imposto di modificare, Santa Margherita Ligure si appresta a varare le imposte e le tariffe comunali. La Giunta porta in Consiglio una consistente riduzione della tariffa per i rifiuti solidi urbani. È l'effetto della messa a regime della differenziata per tutta la città, ha spiegato l'assessore al bilancio Valerio Costa. La tariffa era lievitata nel momento in cui è entrato in vigore l'obbligo della copertura totale dei costi e per effetto dell'introduzione del porta a porta in città, con conseguente acquisto di attrezzature e forniture. Ora, grazie al raggiungimento dell'86% di differenziata e quindi con la riduzione della parte secca non riciclabile, aggiunge Costa, Santa Margherita beneficia di una diminuzione dei costi di smaltimento che ricade sulle tariffe pagate dai cittadini. La Giunta porta inoltre in Consiglio le aliquote IMU e Tasi, che restano invariate, con la Tasi sempre a zero, e le modifiche al regolamento per la gestione dei rifiuti e per la valorizzazione delle attività agroalimentari, rispettivamente per l'adeguamento all'introduzione della differenziata in tutta la città e per l'approvazione della legge regionale relativa. All'ordine del giorno anche le precisazioni concordate con gli albergatori relative al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che sarà in vigore nel 2019 a partire dal 1 marzo e fino al 31 di ottobre. Esaurita dunque la parte relativa alle tariffe per il nuovo anno, resta da definire il bilancio, che sarà portato in Consiglio nel mese di gennaio. La mareggiata, così come è accaduto per i comuni vicini, ha di fatto imposto una rivisitazione di alcuni capitoli chiave. Stanziati nell'emergenza 790.000 euro per coprire le somme urgenze, resta da far quadrare i conti cercando di capire anche quali saranno le entrate possibili, visto che, ad esempio, non si sa quando e come il porto potrà tornare operativo e in che misura, e quindi quali potrebbero essere gli introiti per le casse comunali.
I temi del lavoro adesso. Nella giornata di mercoledì abbiamo fatto il punto sulla situazione di Fincantieri anche alla luce delle nuove commesse che sono state acquisite e le ricadute sul cantiere di Riva Trigoso. Parleremo poi per la politica amministrativa del bilancio previsionale 2019 del Comune di Chiavari che si appresta anche a rifare il look delle palestrine dell'impianto di via Gastaldi. È stato presentato il progetto. Vediamo i servizi. Ci sono nuove commesse soprattutto sul comparto della crocieristica per Fincantieri. Questo quanto è positivo anche per il cantiere di Riva Trigoso? Questa è una cosa molto positiva perché Fincantieri sta godendo di un momento particolarmente favorevole, ha 104 navi nel portafoglio ordini a livello totale, il cruise sta vivendo un momento storico importante e queste commesse che principalmente verranno fatte in cantieri come Sestri Ponente, Monfalcone, Marghera e Ancona avranno ricadute positive sul cantiere qua di Riva Trigoso perché la meccanica servirà a diversi pezzi per queste navi, di solito gli impianti di stabilizzazione, le eliche e poi tutto quello che riguarda il servizio post vendita e l'aggiustaggio. Ricadute sui lavoratori? Sicuramente nel 2019 ci saranno ancora assunzioni, si porta avanti un trend positivo partito già da un paio d'anni. Nel 2017 ci sono state circa 30 assunzioni, altrettante nel 2018 e si prospetta un numero pari nel 2019. Naturalmente c'è anche il militare. Qual è in questo momento il pacchetto di lavoro di Fincantieri a Riva Trigoso? Il pacchetto è importante, come sappiamo la legge navale è stata sbloccata già da un paio d'anni, ci sono una serie di pattugliatori, circa 6, ci sono ancora da terminare le ultime 2 FREM, delle quali una verrà varata all'inizio dell'anno nuovo, che è la 9ª, e la 10ª l'anno prossimo. E i pattugliatori comunque garantiranno lavoro per i prossimi 4-5 anni per lo stabilimento di Riva Trigoso. Ultima notizia, l'incarico a Fincantieri insieme ad altre 2 imprese per la ricostruzione del Ponte Morandi. Questo porterà qualche beneficio a Fincantieri in Liguria? Porterà dei benefici soprattutto al sito di Sestri Ponente, che fa parte comunque della nostra provincia, oltre ad avere garanzie che Fincantieri è un'azienda che fa lavori di qualità e lavori che durano nel tempo, ci sa anche la certezza che il sito di Sestri Ponente anche lui assumerà diverse persone nel corso del 2019. Chiavari approva il bilancio di previsione 2019 entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda le imposte e le tariffe, resta invariata l'IMU, la Tasi resta a zero, mentre ci sono novità per l'IRPEF, che scende, e per il nuovo piano finanziario per i costi del servizio rifiuti urbani, che andrà a gara in primavera. È previsto un piccolo incremento del 3%, in quanto l'amministrazione comunale intende salvaguardare 17 dipendenti del servizio nettezza urbano che non verranno esternalizzati, ma verranno mantenuti al Comune di Chiavari, che verranno utilizzati per altri servizi, vale a dire la pulizia dei fiumi, la pulizia dei bagni pubblici, per cui vi sarà un risparmio in termini di appalti su altri capitoli del bilancio. Prevedete però la riduzione dell'IRPEF? L'addizionale comunale IRPEF invece verrà ridotta di oltre 330.000 euro, passerà infatti dal 3,5 per 1000 al 3 per 1000. Vi ricordo l'evoluzione: nel 2016 era il 5,5, nel 2019 3,9, l'anno scorso la mia amministrazione l'ha ridotta al 3,5, quest'anno arriverà al 3. Il bilancio prevede anche 3 milioni di euro di opere pubbliche. A queste verranno poi sommate gli oltre 11 milioni di euro finanziati nel 2018 di opere pubbliche, che grazie alle gare vedranno poi l'effettiva esecuzione nell'anno 2019. Chiavari inoltre rinnova per 5 anni la convenzione con il Comune di Levi per la stazione unica appaltante e ci sono novità per quanto riguarda le società partecipate. Le partecipate del Comune di Chiavari sono Marina Chiavari al 100%, l'Idro Tigullio col 20%, la Fondazione Regionale Investimenti Sociali e la Banca Popolare Etica. Questa è la novità. L'anno scorso avevamo deciso in Consiglio Comunale di venderla, quest'anno decidiamo di tenere queste azioni sulla Banca Popolare, in quanto potrebbe essere utile avviare convenzioni con enti no profit grazie a questo istituto che fa dell'etica la propria finalità. Inoltre abbiamo anche la partecipazione in AMT, non più ATP, che manteniamo.
La Giunta Comunale di Chiavari ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per rifare le palestrine di via Gastaldi che ospitano le società di pesistica, judo, pugilato e lotta per un totale di oltre 150 tesserati. L'immobile di proprietà del comune vincolato è ampio 785 metri quadri. I lavori inizieranno a fine primavera e dureranno circa 6 mesi. Nel dettaglio sono diversi gli interventi previsti. L'eliminazione dell'Eternit sulla copertura con sostituzione in pannello coibentato preverniciato, in alluminio preverniciato, la riqualificazione dei prospetti principali dell'edificio, la ridistribuzione interna degli spazi con creazione di nuovi servizi igienici e spogliatoi differenziati per sesso e la cosa importante, l'accessibilità per persone disabili di queste strutture sportive. Alla fine ciascuna società avrà i suoi accessi e i suoi spazi. Il tetto in Eternit verrà rimosso e sostituito con materiale coibentato che garantirà anche un risparmio energetico. Gli impianti saranno suddivisi per ogni attività sportiva, indipendenti, e verranno installati sulla copertura una serie di pannelli solari che andranno a coadiuvarsi con delle piccole caldaie a gas per la produzione di acqua calda sanitaria. La spesa iniziale, prevista in circa 300.000 euro, è cresciuta fino a 570.000 perché il Comune ha recepito tutte le richieste avanzate dalle società sportive. La copertura finanziaria deriva dall'avanzo di amministrazione. Queste palestrine di via Gastaldi erano in condizioni pessime e durante la campagna elettorale poi abbiamo incentivato questo tipo di rapporto con la società, facendo anche in quelle circostanze delle promesse, però poi una volta elette abbiamo immediatamente incontrato io personalmente tutti i presidenti, abbiamo fatto degli ulteriori sopralluoghi e abbiamo portato avanti questo progetto. Noi avevamo anche in mente, e lo abbiamo tuttora, quello di promuovere il famoso centro polisportivo, di portare avanti quel progetto a San Pier di Canne, però visto che probabilmente la procedura lì è un pochettino più lunga, abbiamo pensato di non perdere tempo e di dare un riscontro immediato mettendo a posto queste palestrine. Intanto, per quanto riguarda il palazzetto di San Pier di Canne, è pronto, in attesa dell'ultimo passaggio burocratico, il progetto definitivo per il primo lotto della completa riqualificazione interna ed esterna ed impiantistica. L'amministrazione comunale sta lavorando anche alla collocazione della pista di atletica invocata dalle società nell'area di Colmata, al posto di quella ex Italgas di Caperana, che ha problemi di natura idrogeologica. Gli auguri del nostro Vescovo a tutta la diocesi, fatti incontrando i media del nostro territorio. Augurare vuol dire desiderare il bene, queste le sue parole. Parleremo di questo nei prossimi servizi, ma anche delle pratiche urbanistiche approvate dal Consiglio Comunale di Rapallo, con la variazione di destinazione d'uso di 2 immobili, gli alberghetti sul lungomare e la casa di San Michele di Pagana che insiste sulla strettoia. E infine resteremo a Rapallo perché è stato presentato i 2 corsi che verranno attivati dal liceo Davigo nella succursale di Chiavari. Sentiamo. Augurare vuol dire desiderare il bene. Partendo da questa considerazione, il Vescovo ha formulato gli auguri di Natale a tutta la diocesi nell'incontro consueto con gli operatori dei mezzi della comunicazione sociale. Monsignor Tanasini ha preso spunto proprio dagli eventi che hanno caratterizzato la cronaca locale negli ultimi mesi per sottolineare il bene che esiste e si è manifestato con evidenza tra persone, comunità, realtà locali. Il mio augurio va a tutti coloro che hanno patito le conseguenze della mareggiata, del fortunale, e che nel silenzio, mi par di dire, vedono delle difficoltà. L'augurio è di una ripresa sostenuta anche dalle solidarietà di tutti, dal sostegno di tutti e nello stesso tempo dalla buona volontà di tutti. Il Vescovo ha quindi invitato a guardare il presepe che ci parla e ci insegna ad amare, un amore che si concretizza in solidarietà, amicizia, aiuto reciproco. Quindi gli auguri personali a ciascun diocesano. È l'augurio di serenità per le famiglie, per tutte le famiglie, un saluto particolare agli anziani, ai giovani, agli sposi, soprattutto ai giovani sposi, perché vivano questo momento come rafforzamento della loro solidarietà familiare, della loro unità familiare. Ecco, questo è il mio augurio al Tigullio,
un Tigullio che non deve arrendersi alle difficoltà di qualunque genere, ma affrontarle. Due alberghi in più a Rapallo, uno in via Gramsci e uno a San Michele di Pagana, e un nuovo teatro totalmente riqualificato. Il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che insiste sulla strettoia di San Michele di Pagana, che sarà un albergo di lusso a 5 stelle, lo svincolo di 2 dei 3 alberghetti sul lungomare di via Gramsci, gli interventi di riqualificazione all'Auditorium delle Clarisse. Sono alcuni dei punti che saranno al centro del Consiglio Comunale di Rapallo. 3 pratiche annose e problematiche che adesso vanno verso una soluzione, come quella degli alberghetti di via Gramsci. Il progetto, presentato da un privato, prevede la riqualificazione ad uso alberghiero dell'hotel moderno e la realizzazione di alloggi nelle altre 2 strutture. Passato in commissione e attende ora il via libera definitivo dal Consiglio. 2 residenze senza nessun tipo di ampliamento volumetrico e un nuovo albergo, ma non è solo questo che deciderà il Consiglio Comunale, ma un investimento altrettanto importante al Teatro delle Clarisse, che verrà riqualificato e modernizzato per avere un teatro che noi lo riteniamo un'albicocca nel nostro Tigullio. Gli oneri di urbanizzazione legati a questa operazione infatti verranno destinati ad un intervento di riqualificazione del Teatro delle Clarisse, che prevederà una spesa di quasi 1 milione di euro. Per quanto riguarda la strettoia di San Michele di Pagana, l'edificio non verrà demolito in quanto vincolato dalla soprintendenza, sarà però totalmente ristrutturato e trasformato in una struttura alberghiera a 5 stelle. Noi andremo a risanare San Michele di Pagana e da residenze diventeranno un nuovo albergo 5 stelle lusso nella strettoia di San Michele di Pagana. Era impensabile, ci siamo riusciti, abbiamo trovato un investitore che fa questa importante operazione. Quello ha un vincolo monumentale che ahimè era stato fatto vincolare a modesto mio parere anche in maniera incongrua e impropria. Purtroppo questo vincolo c'è, noi dobbiamo far conto di questo vincolo e quindi verrà riqualificato e rimodernizzato. Nota dolente di questa operazione è che questo immobile verrà ricollocato nella posizione attuale. Le lingue sostanzialmente sono, direi, tutte quelle che abbiamo, questo per dare l'opportunità ai ragazzi che arrivano da Levante di poter scegliere un loro percorso senza dover andare troppo distanti. Poi un'offerta sul triennio che si articola per percorsi differenziati in cui ci sia la possibilità anche di migrazione di un ragazzo da una sede a un'altra secondo le proprie inclinazioni. Attualmente in che locali verranno ospitati le classi? Dunque, la delibera della città metropolitana ci assegna la sede di Corso Millo, Corso Millo 9 se non erro, al terzo piano. Mi risulta che ad oggi i locali siano assegnati all'Istituto Caboto. Questo porterà evidentemente a delle variazioni. Noi siamo disponibili a qualsiasi soluzione che sia congrua al fatto di ospitare delle classi per un liceo, insomma. Diciamo che l'arrivo del Davigo a Chiavari è stato preceduto da un periodo anche di polemiche con i contrasti che ci sono stati con l'Istituto di Memoria dei Morti per la Patria, che doveva ospitare inizialmente il liceo. A decisioni fatte, che riflessioni si possono fare? Allora, intanto ci tengo a precisare che le polemiche fra le scuole non ci sono state, nel senso che sono stati percorsi differenti. Il Memoria dei Morti ha fatto una sua proposta formativa a quanto mi risulta sulla base di una richiesta che gli è pervenuta e quindi legittimamente ha proposto una soluzione che poi non si è rilevata vincente da un punto di vista politico, molto probabilmente. Contestualmente ci è stato chiesto, di collaborare per una soluzione che potesse soddisfare il territorio e questo è quello che abbiamo fatto. Taglio del nastro venerdì per la nuova passerella ciclopedonale di San Giuseppe a Carasco. Viene di nuovo ripristinato il collegamento tra le frazioni di Rivarola e Graveglia. Andremo poi in Val d'Abeto per parlare del progetto di innevamento artificiale della ski area, un tema che è stato al centro di un consiglio comunale che si è svolto proprio in questi giorni, e a Lavagna è stato attivato un nuovo servizio di raccolta degli oli alimentari esausti, 5 le postazioni attive in città. Tutto questo nei prossimi servizi. Via!
È stata la signora Lina Panesi, 101 anni il prossimo marzo e che fino a pochi anni fa viveva in una delle case a pochi metri dalla vecchia passerella, a tagliare il nastro per l'inaugurazione del nuovo ponte pedonale che torna a collegare dopo 5 anni le frazioni di Rivarola e Graveglia a Carasco. Accompagnata dai familiari, la signora Lina si è unita alla festa, accolta tra gli applausi degli amministratori presenti. Ma me qua me bicicletta, sì. Qua me macchina che posso passare. Sì, tranquilla. Ha una macchina che ha 4 ore che è spettacolo. Tante le persone residenti delle due frazioni che hanno voluto partecipare al momento di festa per una struttura dalla storia travagliata che finalmente trova lieto fine. Siamo arrivati in fondo a quello che ci eravamo promessi 5 anni fa quando ci siamo candidati ad amministrare questo comune. È stato un lavoro lungo, difficile e complesso. Sì, difficile, lungo e complesso perché ci sono state tante anomalie non volute da noi, ma da terze persone che ci hanno stoppato in più di un'occasione, però noi siamo stati tosti e siamo arrivati a centrare l'obiettivo. L'intera opera è costata oltre 500.000 euro, 420.000 sono stati necessari per realizzare la struttura, 100.000 per le opere accessorie come lo spostamento della pila della vecchia passerella voluto dalla soprintendenza. Cofinanziata dalla Regione che ha messo a disposizione 360.000 euro, la struttura da oggi ripristina l'originario percorso della pista ciclabile diretta in Val Fontana Buona. La ciclovia, come molti possono aver visto, a causa anche di questa interruzione di altre, c'è avuto un po' un degrado, quindi è stata un po' abbandonata. Ora questo è il momento per riprendere vigore e ridare agibilità e percorribilità alla ciclovia. Molto importante anche per noi, tanto più che sono ormai più di 20 anni che noi abbiamo lavorato sulla pista anche ciclabile e di conseguenza era importante anche dal punto di vista proprio turistico, ma ripeto anche proprio per la popolazione, per andare avanti e indietro da una parte all'altra. La neve c'è, non così tanta da aprire la pista rossa, ma da domani il campo scuola e la pista baby si potranno utilizzare a Santo Stefano d'Aveto. Beh sì, le precipitazioni degli ultimi giorni non sono state molto copiose, però ci hanno permesso con 25-30 centimetri di manto nevoso farinoso di poter aprire il campo scuola baby, sperando in altre precipitazioni di poter comunque aprire anche la parte alta, altre piste anche un po' più impegnative per la nostra utenza. Per adesso si cerca di fare il massimo con la poca neve che abbiamo, ecco. Per incrementare però le presenze in periodo invernale è necessario un investimento importante, così oggi in Consiglio Comunale approda il progetto firmato da Paolo Nassano che prevede il completamento della schiarea avviato 10 anni fa, l'installazione di cannoni e lance per l'innevamento artificiale che consentirebbero l'apertura continuativa del campo scuola e della pista rossa nella parte alta del comprensorio. Il tutto mentre il prossimo 27 dicembre apre la cucina al Rifugio Montebue e mentre il Comune stanzia 250.000 euro, 100 subito, gli altri a primavera, per realizzare 2 piani di camere sempre al Montebue. Per il completamento della schiarea servono invece circa 1,5 milioni di euro, 700.000 per il primo lotto che il Comune ora chiederà alla Regione. Intanto la neve che già c'è offre la possibilità di un Natale prettamente invernale agli ospiti della Val d'Aveto. Beh, sicuramente Santo Stefano d'Aveto come comune e l'associazione Aspetta che se ne occupa con Babbo Natale di questo weekend richiama come sempre un gran numero di persone e sicuramente pensiamo che l'apertura degli impianti possa comunque creare una linea di continuità con queste attività che da anni portano avanti nel comune di Santo Stefano d'Aveto. Ci sembrava anche giusto comunque mettere tutto l'impegno per dare la disponibilità di anche una piccola zona sciabile nel periodo natalizio per tutta la vallata e Santo Stefano d'Aveto in particolare, per tutti gli esercenti. Ecco. Ricordiamo quali saranno gli orari di questi primi 3 giorni di apertura. Gli orari apriamo alle 9 di mattina e chiuderemo alle 15:45 la sciovia e alle 16 l'impianto di risalita Rio Freddo Prato Cipolla, scusate. Speriamo che mantenga giusto anche solo la temperatura fredda, poi se arriverà neve la accogliamo molto bene, ha messo bel tempo e speriamo che l'utenza ci venga a trovare perché sicuramente i nostri monti sono sempre uno spettacolo imbiancati. Come funziona il servizio? Allora, il servizio funziona in modo molto semplice quanto fruibile per la cittadinanza. Possiamo anche vedere il servizio che funziona, comunque i cittadini arrivano al punto di raccolta, sollevano il coperchio e possono conferire direttamente con le loro bottiglie e i loro contenitori l'olio all'interno di cisterne che hanno una grata in superficie che permette un primo, scrematura dell'olio per purificarlo da eventuali residui di cottura e di cucina. Poi chiudono il coperchio e possono terminare così il loro conferimento.
Ci sono orari per il conferimento o è sempre accessibile? No, il conferimento è sempre accessibile tutti i giorni e noi una volta riempite le cisterne all'interno passeremo per il recupero e aspireremo l'olio e lasceremo tutto nuovo e pulito per il nuovo conferimento. Perché è importante riciclare l'olio che si usa in cucina? È molto importante in quanto basti dare un numero a livello ambientale, 1 chilo di olio alimentare esausto sversato in una superficie d'acqua copre 1 chilometro quadrato, quindi distruggendo tutto quello che c'è sotto, e anche a livello economico, diciamo, perché sversato nel lavandino, come può essere il caso delle scatolette di tonno ad esempio, può andare ad intassare le reti fognarie comportando dei costi per la pulitura, insomma, e il recupero. Qui siamo in piazza Vittorio Veneto, un primo punto di raccolta, ce ne saranno altri sul comune? Ce ne sono già altri 5 distribuiti nel comune di Lavagna. Siamo così arrivati alla giornata di sabato, abbiamo parlato dell'inaugurazione del campo di calcio Gallotti a Rapallo, riqualificato, sarà anche omologato per i settori giovanili, scolastico e terza categoria. E poi a Camogli si è tenuto il concerto del trio Castelli, Martinelli e Costa a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. È stato presentato un brano inedito, Noi qui, che ha strappato molti applausi. Vediamo. Abbiamo inaugurato ufficialmente il nuovo campo Gallotti. Il Gallotti di Rapallo rivede la luce dopo le polemiche e l'impossibilità di utilizzare il terreno da gioco. Ora il campo si presenta invece con un manto in sintetico di ultima generazione e strutture rinnovate con una spesa di oltre 300.000 euro. È il secondo campo di calcio di Rapallo e alleggerirà lo stadio Macera. Questo campo non sarà utilizzato solamente da chi fa calcio, ma abbiamo anche una società di atletica leggera che si allena da sempre su questo campo, anche se prima non era di questo livello. Un campo dove verrà utilizzato praticamente da tutte le società di Rapallo, ha un limite di utilizzo per quanto riguarda la terza categoria e tutto il settore giovanile, però è sicuramente una valvola di sfogo per le società che si allenano, quindi dà la possibilità a tutte le società di svolgere allenamenti in un campo sicuramente idoneo e quindi è utilizzato sicuramente dal settore giovanile e tutte le squadre che ne avranno bisogno per allenarsi in modo regolare. All'inaugurazione c'erano gli allievi delle scuole di calcio cittadine. I piccoli calciatori hanno salutato la realizzazione di un'opera che il mondo dello sport locale attendeva da tempo. Una buona notizia per chi si occupa di calcio ad alti livelli. I nostri numeri sono vicino ai 30.000 tesserati e quindi sono numeri importanti. È ovvio che abbiamo delle difficoltà, direi che però in questo momento non sono più difficoltà da un punto di vista di quantità. Probabilmente in questo momento gli impianti ben utilizzati possono essere sufficienti, è un problema proprio di qualità, abbiamo molti campi che non sono in condizioni come queste ma neanche in condizioni accettabili, quindi abbiamo bisogno effettivamente di un restyling soprattutto nella zona che fa riferimento a Genova. Tra i prossimi obiettivi dell'amministrazione c'è quello di rendere la zona del Poggiolino una sorta di cittadella dello sport. Questo è un inizio per un percorso che vogliamo fare in concomitanza con la piscina, il prossimo obiettivo è la piscina, ma il prossimo non troppo lontano, ma il prossimo da domani noi ci concentreremo sulla piscina di Rapallo. Tutta questa energia non solo per questa serata, ma ormai siamo vicini al comitato. L'energia ci vuole sempre, l'energia ce la trasmette il nostro capo che è Giancarlo e lui ha un'energia instancabile e questa ce la trasmette forte e noi amici del CAM piano piano diventiamo magari sempre più numerosi con piacere. È un piacere comunque organizzare eventi speciali perché questo è un evento speciale. L'idea è dei ragazzi, grande idea, io ho insistito un po' per portarlo in questo teatro qua che mi sembrava il più bello che potevamo fare e presentare questo evento qua. Giancarlo, dicono che sei un fuoriclasse. No, io sono uno normalissimo. È molto bella la canzone che hanno presentato e Noi qui comincia Camminerò ed è una canzone che si può cantare, è orecchiabile, quindi credo che avrà successo. Dovreste proporla e diffonderla perché è veramente una bella canzone. Con Giancarlo che abbiamo assistito insieme dicevamo le canzoni orecchiabili sono più, insomma, trascinano di più. Ma tu prima dicevi che siamo tra virgolette diversi
appunto la canzone recita diversi ma dello stesso accordo, cioè figli dello stesso accordo, dello stesso tronco ma figli dello stesso accordo. È un po' il filo conduttore di quest'anno di prove, diciamo di condivisione, di contaminazione, come dico sempre io. Diversi ma dello stesso tronco, noi qui figli dello stesso accordo. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la settimana. Lo spazio adesso al nostro approfondimento è dedicato al terzo settore. A Genova si è svolto un convegno sul tema, si è fatto il punto sulla riforma che deve essere ancora attuata e sarà fatto nel corso del 2019. Vedremo meglio con i prossimi servizi. Al termine si concluderà questa edizione del TG Guardando la settimana, appuntamento che torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Gli adempimenti burocratici mettono a rischio la sopravvivenza delle Pro Loco. A parlarne la vicepresidente della Regione stamani a Genova per il convegno dedicato alla riforma del terzo settore. Le associazioni, 166 in tutta la Liguria, sono un patrimonio, eppure la parte burocratica rischia di diventare prevalente rispetto alle attività sul territorio. Conoscete capillarmente ogni campanile, ogni carugio, soprattutto mi riferisco ai nostri entroterra e quindi in qualche modo siete preziosi anche per trasferire un patrimonio di conoscenza alle nuove generazioni e anche in qualche modo tenere vive anche le nostre piazze d'estate. Ognuno di noi partecipa ai vostri eventi. Però tutto questo che è frutto di un'attività di volontariato di decenni, con le regole attuali, non è più compatibile con una base semplicemente volontaristica, ma deve essere incardinata in un sistema che via via, avete visto l'elenco delle leggi regionali liguri, ma che hanno avuto con la riforma il codice del terzo settore un assetto giuridico, una base giuridica pregnante, forte e molto invasiva rispetto alla possibilità anche di sopravvivenza delle piccole Pro Loco. Secondo la Viale, però, il 2019 sarà l'anno delle Pro Loco. Una parte significativa del fondo del terzo settore, ha annunciato durante l'incontro, sarà destinato a loro, con risorse specifiche a sostegno del settore. Potremmo individuare un filone invece anche di finanziamento rispetto al budget a sostegno delle attività delle Pro Loco, però chiaramente un accompagnamento per valorizzare ciò che c'è, per dargli un aiuto di sopravvivenza, potremmo insieme percorrerlo. Il 2019 potrebbe essere decisivo per il terzo settore. Il percorso di riforma è ancora in itinere e il quadro legislativo avviato con la legge 106 del 2016 non è ancora completo. L'auspicio è che si accelerino i tempi, in particolare per la realizzazione del registro unico del terzo settore. Il tema è stato affrontato a Genova nel convegno promosso dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia. In attesa dei decreti attuativi c'è confusione. Anche nella nostra regione, ad esempio, si vive un momento di difficoltà. Associazioni che si sono costituite dal 3 agosto 2017, che è la data di entrata in vigore del codice, devono fare come riferimento normativo esclusivamente il codice del terzo settore. Le associazioni costituite prima hanno come riferimento la normativa precedente, quindi noi in caso di domanda di iscrizione dobbiamo fare proprio questo distinguo subito per stabilire quale normativa applicare. Ripeto, la transitorietà della situazione non ci aiuta, perché è difficile avere come riferimento due norme che per alcuni aspetti tra l'altro dicono anche cose differenti. Il rischio è quello di adottare atteggiamenti discriminatori nei confronti delle associazioni. Il cammino della riforma viene seguita con attenzione da numerosi enti di volontariato, in particolare dalle Pro Loco, sottoposte a svariati adempimenti. Al convegno la vicepresidente della Regione, Sonia Viale, ha promesso sostegno economico e attenzione. D'altra parte le Pro Loco sono riconosciute dall'UNESCO realtà a difesa del territorio e delle tradizioni. Dobbiamo sicuramente avere un contatto con il nostro interlocutore, il legislatore o la regione di riferimento, perché appunto possiamo continuare la nostra attività nel migliore dei modi senza dover avere ulteriori balzelli burocratici.